Un'altra tragedia che si sarebbe potuta evitare usa parole dure e chiare il veneziano Beppe Caccia, capo missione di Mediterranea Semi-Humas, per commentare l'ultimo ennesimo naufragio di migranti in viaggio tra la Libia e l'Italia con almeno 60 morti. Una tragedia che si sarebbe potuta evitare nella mattinata del 9 di marzo il centralino Alan Fon aveva lanciato l'allarme di questo gommone alla deriva, ma dal 9 marzo in poi nessuna delle autorità, né Tunisia, né Libia, né Italia, né Malta, sono intervenute a soccorrere queste persone. Caccia parla di violazioni gravissime nei confronti dei migranti che tentano la traversata della speranza e attacca il nostro governo per il decreto Piantedosi. Questa nuova tragedia del mare si è verificata proprio nel momento in cui il governo italiano, applicando l'ormai famigerato decreto Piantedosi, ha bloccato in porto ben 3 navi della flotta civile. Poi conferma la prossima missione dalla fine della prossima settimana della nave Mare Ionio. Nei prossimi giorni sarà pronta a salpare dal porto di Trapani per iniziare la sua 15ª missione di osservazione, monitoraggio e ricerca e soccorso in mare.